I carabinieri del comando provinciale di Udine nella giornata di ieri hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio nelle aree più sensibili della provincia e del capoluogo, in particolare nell'area di Borgo Stazione, con l'articolato impiego di uomini e mezzi. Nel corso dei controlli eseguiti, con l'ausilio di aliquote di primo intervento, gli assetti speciali dell'Arma sono state identificate oltre 208 persone, di cui 200 stranieri, e ispezionati 20 veicoli. Un 35enne extracomunitario residente in provincia è stato trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente ed è stato segnalato alla prefettura quale assuntore. Alle attività, che si sono protratte per tutto l'arco serale, hanno partecipato anche le componenti speciali dell'Arma, in particolare i carabinieri del NAS di Udine, che hanno controllato 5 esercizi pubblici, rilevando e sanzionato 3 violazioni di carattere amministrativo. A Udine una 44enne residente in provincia è stata sorpresa alla guida del proprio autoveicolo sotto l'effetto di sostanze alcoliche con un tasso rilevato di oltre 200 grammi litro. Anche a Tarcento un 36enne residente in provincia è stato sorpreso alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico di oltre 2 grammi litro. In entrambi i casi i conducenti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria, i titoli di guida ritirati e i mezzi posti sotto sequestro. Assessore Zaniaro, oggi 2 delibere importanti in giunta, in particolare 2 bandi che intervengono sull'agricoltura, su dei temi più che attuali, uno sull'energia sostenibile e l'altro sull'irrigazione. Sì, è corretto, un bando ex novo, quindi una nuova uscita di un bando per quello che riguarda l'efficientamento energetico delle imprese agricole con una dotazione di 784.000 euro che andrà nella direzione di consentire l'installazione di tutti quegli apprestamenti che riescono da un lato a produrre energia, ovvero a consentire un utilizzo migliore e più specializzato dell'energia stessa. E invece per quanto riguarda il tema dell'irrigazione è un'addizione di risorse di 3 milioni e 7 sul bando già uscito e su cui c'è già una graduatoria esistente. L'attuale dotazione di 3 milioni e 7 che viene implementata porta a 6 milioni e 2 e quindi consente di scorrere delle domande che andranno a consentire l'utilizzo intelligente dell'acqua con irrigazione di precisione proprio alla luce anche delle difficoltà che si sono evidenziate in questo anno riguardo alla scarsità della risorsa idrica. In Friuli Venezia Giulia, su un totale di 4.561 test e tamponi, sono state riscontrate 760 positività al Covid. Nel dettaglio, su 1.599 tamponi molecolari, 164 nuovi contagi, 2.962 test rapidi antigenici, 596 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3, i pazienti ospedalizzati in altri reparti 198. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nell'ambito del bollettino quotidiano. Nella giornata odierna si registrano 5 decessi. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura, punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.